Il Treviso Calcio si prepara per la prossima stagione e pensa ad un nuovo salto di categoria, pronta la documentazione per la prima divisione. Ed ora siamo al calcio, parliamo del Treviso. Oggi sono stati pianificati i piani per la prossima stagione. Il sogno è quello di ritornare direttamente nella ex Serie C1. Vediamo. Acquisire dal comune lo stadio Tenni, o meglio farne uno nuovo adeguato alle esigenze di un calcio moderno e di qualità. È il sogno di Renzo Corvezzo, l'imprenditore di Cessalto che ha salvato il Treviso e anzi in un solo anno l'ha riportato dalle sabbie del dilettantismo al grande circuito dei professionisti. Ora si sale in seconda divisione, la vecchia Serie C2, ma tutto è pronto al 30 giugno in caso di defezioni di altre squadre per salire in C1. Bisogna essere coi piedi per terra e dire in C2 ci siamo, perché l'abbiamo visto sul campo. Chiaramente noi, si diceva prima, che siamo a disposizione e avremo tutta la documentazione relativa già pronta. Nel caso in cui si aprisse questo spiraglio per la C1, noi ci saremo. Una rivoluzione, quella che vuole Corvezzo, che rifonderà tutti i settori della società biancoceleste. Nascerà l'Accademia del Calcio per i bambini dai 6 ai 14 anni, il settore giovanile cambierà volto, ora la parola d'ordine è qualità e partirà anche la campagna acquisti per la C. Si passa, diciamo, in un mondo completamente diverso, dove le cose devono essere fatte con precisione, dove la qualità la farà da padrone, dove che, chiaramente le scelte tecniche devono essere le più azzeccate possibili, perché non ci sarà più la riprova di dire vendiamo fra un mese o 2 mesi. Qua dobbiamo partire col piede giusto per essere competitivi. Ora il Treviso si giocherà lo scudetto della Serie D con le altre 8 neopromosse, semifinali e finali nazionali il 9 e l'11 giugno allo stadio Tenni, stadio che tornerà ad essere il cuore pulsante della città con eventi e manifestazioni.